senza filtri né censura. La tua radio. Va ora in onda Gli Scorretti, un antidoto al luogo comunismo. Eccoci qua per un'altra puntata, come tutti i mercoledì, stavolta in perfetto orario, degli Scorretti, con Carlo Cambi già in collegamento con noi, anche se io non lo vedo, ma faccio un atto di fede in Federico Borsari in regia, che mi garantisce che il Gran Maestro c'è. Cardinale, buongiorno, ma come sta? Una meraviglia. Una meraviglia, il paese va a rotoli ma io sto benissimo. Va bene, e noi rotoleremo col paese. No, ma il paese va che è una meraviglia. Io direi che è ora di finirla con il distruttivismo, bisogna essere fiduciosi, sì, giusto? Siamo tutti ottimisti, che esatto. Poi ci pensa la signora Lagarde domani a farti sorridere, va. Che fa la Lagarde domani? Ce lo racconti subito. Intanto voglio citare velocemente due titoli di apertura dell'ANSA in questo momento. Allerta maltempo in Emilia-Romagna, 250 evacuati nel Ravennate, sospesa la circolazione dei treni in alcune zone per l'innalzamento del livello di guardia di alcuni fiumi dovuto alle forti piogge. Pare che la Schlein abbia dichiarato piove, governo ladro. Questo ci sta, diciamo. Mentre il secondo titolo ci porta in Crimea, in fiamme un serbatoio di petrolio alla frontiera della Crimea. Il governatore russo dice che l'incendio è stato classificato al più alto grado di difficoltà. Di periglio, esatto. Un'operazione contro le cosche nella Locride, 108 arresti, ma più ne arresti più si moltiplicano i camorristi e i mafiosi e gli 'ndranghettisti. Sembra inesauribile il bacino di reclutamento delle mafie. Questa è una cosa che mi ha sempre colpito. Parlano di centinaia di arresti ogni volta, di sequestri di milioni e milioni di euro e non muore mai sta mala bestia, capito? Ma perché dovrebbe morire? Ma poverina, ma lasciala in pace. appunto. Se no i vari ingroia, Intanto come campano, cioè pazienza. Carlo, Carlo, stamattina una notizia apparentemente minore, ma con un titolo molto forte, compare a pagina 42 dell'edizione torinese della Stampa, laddove il titolo è fortissimo: terremoto nel PD. E diciamo legittima i più grandi allarmi. L'inchiesta è quella sui fondi pubblici destinati alla cooperativa REAR, che è una bella potenza in quel di Torino e non solo. Sì. Indagato il deputato Mauro Laus, che ha avuto il suo bel trascorso di senatore, di presidente del Consiglio regionale, e due assessori, anzi un assessore e il presidente del Consiglio comunale attuale di Torino, un assessore della giunta Lorusso. Un terremoto, scrive la Stampa. Adesso, terremoto o non terremoto, a me mi viene una domanda, Carlo, da cui vorrei partire, poi facciamo tutto il resto del nostro percorso. Lui era amico che andava insieme cioè era l'amico di Panzeri, no? Chi? Scusa? Lui era l'amico di Panzeri. Laus, Mauro Laus. Sì. Sì. Già mi pare di sì, non è una battuta, è la verità. Adesso lo controlliamo subito, però già deputato, prima senatore. Insomma, io mi domando, qua è un altro caso di cooperativa. Questa cooperativa addirittura è stata fondata nel lontanissimo 84, una multiservizi, come si dice, 30 milioni di fatturato, 1500 dipendenti, fa di tutto e di più, non solo a Torino dove gestisce quasi tutto, il museo egizio, il museo del cinema, l'università, il teatro stabile, eccetera, eccetera, ma anche altrove, Verona, Roma e via dicendo. Ora, queste cooperative sono una realtà abbastanza curiosa. Ogni tanto arriva la cronaca e magari anche qualche indagine, però poi tutto procede esattamente come prima. Vedi alla voce anche su Maoro, no? Vedi alla voce le Nuzzi e le cooperative di cui ci hai parlato tu nella tua regione, nella tua sì, ma vedi alla luce Manutencoop, ma
Insomma, quelli sono i poteri che non si toccano, però mi viene da dire i poteri forti ce li abbiamo sotto gli occhi, non è che bisogna fare i complottisti. Ma sai, questo è lo strano paese per cui un sostituto procuratore generale di Corte d'Appello ti dice: ho indagato sul rapporto mafia-politica, anzi 'ndrangheta politica in Emilia Romagna, quando sono arrivato vicino a Del Rio mi hanno detto torna a casa. E nessuno ha fatto una domanda in più. Cioè, quella roba lì l'hanno parlato Ferrara e Fazzo sul giornale, ne abbiamo parlato noi qui in radio, ma non ha parlato più quasi nessuno praticamente. Cioè, se tu pensi che qui stiamo discutendo se il generale Mori, assolto dalla Cassazione, che dice non per non aver commesso il fatto, ma perché il fatto non sussiste, ma consentiamo a Ingroia, a Di Matteo, a Sala Travaglio di dire ma no, le sentenze sono una cosa, ma la realtà dei fatti è che la trattativa c'era, ok? Mentre se uno ti dice ho indagato sul rapporto in 'ndrangheta politica in Emilia Romagna, ho fatto un processo che si chiama Emilia, ho ottenuto 132 condanne, ma nel momento in cui dovevo indagare sui rapporti fra PD e 'ndrangheta mi hanno sostituito e mandato a casa, questo non c'è report, non c'è di martedì, non c'è l'Annunziata, no, nessuno ne parla. Allora, poi ti domandi perché la mafia prolifera. Evidentemente perché c'è mafia e mafia. Ma non dipende, perché non dipende anche dal fatto che comunque nemmeno la politica ne parla. No, ma la politica infatti ormai dà per scontato. E non sto parlando di chi si deve difendere, cioè il PD, ma di chi per esempio sta dall'altra parte in teoria. No, ma la politica ormai dà per scontato. Ma anche lì, allora, siamo alla battaglia delle parole, come al solito, no? Cioè, ti faccio un caso. Il nostro Presidente della Repubblica ha detto una puttanata di proporzioni bibliche, e cioè che la Costituzione italiana nasce dalla lotta partigiana. Non è vero. Non è vero né storicamente né giuridicamente. Ma tutti glielo lasciano dire, o meglio, il povero Mattarella non fa altro che ripetere ciò che ci sentiamo dire da 60 anni, ma non è così. Perché giuridicamente le fonti da cui prende la Costituzione italiana sono la Costituzione della Repubblica Romana e la Carta del Carnaro, scritta da Gabriele D'Annunzio per la città insieme ad altri, per la Repubblica Libera di Fiume. Quindi vuol dire che come posso dire, l'ossatura giuridica della nostra Costituzione sta dentro una rivoluzione borghese che non c'entra nulla con quella dei partigiani. Quanto al fatto che sia scaturita dalla Resistenza, è un'altra puttanata, perché buona parte dei membri eletti, non mi senti? Sì, ti sentiamo Carlo, ti sto sentendo benissimo. Una buona parte degli eletti dentro la Assemblea Costituente erano contigui al fascismo. Però se tu dici una cosa di questo genere, come ti sto dicendo adesso in radio, rischi di andare in galera, oppure rischi di essere sommerso dagli insulti. Ma la verità storica è questa, non è un'altra. Così vale per se tu oggi osi dire che il PD ha ancora nell'apparato delle cooperative una fonte di sostentamento, ma soprattutto di controllo e consenso, ti prendono a come del resto da magistrato uno potrebbe dire il capo dello Stato è anche il capo del CSM, no? Esatto. Non può dimenticare che Gaetano Azzaritti, il presidente della commissione sulla razza durante il regime fascista, fu il presidente della Corte Costituzionale dal 57 al 61, no? Quindi la continuità, diciamo, in quel caso... Ma allora facciamo un ragionamento, vogliamo fare un ragionamento storico? L'Italia viene, tra virgolette, liberata dagli alleati, ok? I quali constatano che non possono mandare a casa tutta la nomenclatura fascista, altrimenti gli si scassa il paese. Gli si scassa il paese e succede casino. Anche Togliatti è di quell'opinione, no?
Sì, ma Togliatti sa una cosa precisa, che le sue bande armate erano pronte a prolungare la guerra civile per instaurare il comunismo. E siccome lui aveva capito che a Yalta, anzi, avrà pure ricevuto una telefonatina da Stalin che gli ha detto: a Yalta ci siamo messi d'accordo, voi state nell'altra parte, e per fortuna, e lui fa la famosa svolta di Salerno, che non è una svolta, è semplicemente il tentativo di disarmare la parte di resistenza, anzi la parte di guerrafondai comunisti che stavano facendo la guerra civile in Italia per instaurare la dittatura comunista in Italia. Carlo, e quindi gli alleati dicono: manteniamo le strutture, la burocrazia fascista per tenere insieme il paese. Questa è la verità. Ma se tu dici una roba di questo genere, Carlo, vieni scuoiato. Carlo, mi viene da farti due domande. La prima, ma è serio, è credibile, può stare in piedi un paese che non si racconta la verità sulle sue origini? Primo. Secondo, ma questa cosa qui vale solo per noi o nessun paese al mondo può raccontarsi la verità? Parlo della Germania, della Francia e altri. Ma nessun paese al mondo può raccontarsi la verità. Scusa, abbi pazienza. Io sto facendo degli studi su Mengele per ragioni legate alla ciccia sintetica. Ho letto delle robe dette su Mengele che, voglio dire, non stanno in cielo e in terra. Ci sono dei premi Nobel tedeschi che hanno armato le ricerche di Mengele nei campi di sterminio. Vorrei ricordare che qual era l'attività di Mengele. Cioè Mengele studiava i gemelli e i nani. E cosa faceva? Li selezionava all'arrivo di Auschwitz, li metteva da parte, li nutriva bene per circa 20 giorni, come si fa con i polli d'allevamento, poi li ammazzava simultaneamente per poter fare le autopsie e studiare le differenze interne agli organi dei nani e dei gemelli. Tutte le ricerche di Mengele, dopo che Auschwitz viene smantellato, sono state bruciate, ma sono in mano a tutti i genetisti tedeschi, alcuni dei quali vincono il Nobel, e faccio osservare che Mengele, fra i processati di Norimberga, è uno di quelli che si salva e muore nel suo letto in Brasile, ok? Di questa roba qua alla Germania nessuno ha mai chiesto conto. Allora, ogni paese si racconta quello che gli pare, sì, ma lo stesso fanno gli americani con i pelle rossa, ma lo stesso fanno i turchi e gli azeri con gli armeni e con i curdi, ma lo stesso fanno gli ucraini con quelli del Donbass e della Crimea. Cioè, voglio dire, non ci stiamo prendendo in giro? Cioè, continuiamo a dire che l'Alleanza Atlantica esporta la democrazia, ma il primo esercito europeo dell'Alleanza Atlantica è quello turco? Ed è un esercito democratico? Carlo, questo discorso cade appropriato perché oggi è la giornata mondiale della libertà di stampa, no? Sotto l'egida delle Nazioni Unite. A te cosa ti dice? Cosa ti dice questa giornata? A me cosa mi dice? Che siamo all'ennesima liturgia del conformismo, in cui non possiamo dire la cosa che tutti sanno, che questa professione è attaccata dall'intelligenza artificiale, che i giornali campano ormai di abusivi pagati 3 euro, 5 euro al pezzo, che non c'è più nessun controllo sulla formazione dei giornalisti e che l'80% della stampa italiana è in mano a pochissimi gruppi economico-finanziari. Ma questo che vale per l'Italia vale in generale per tutta la stampa mondiale. Ti faccio osservare, non siamo stati in grado di fare una legge per cui la diffamazione su internet viene punita allo stesso modo della diffamazione sul cartaceo o sulla radio. Se io e te diciamo una cosa sbagliata alla radio, veniamo querelati. Se lo fai su internet, dove c'è la libertà di parola, anzi, ho sempre detto e insisto, quando mi dicono
ma i siti internet sono libertà di parola, io aggiungo no, sono parole in libertà. I PM ti rispondono, ma come si fa? Non si riesce a individuare, ma è un problema. Ecco, allora, di cosa stiamo parlando? Dove sta la libertà di stampa? La libertà di stampa nel senso sta nel fatto che nessuno va a sequestrare le copie dei giornali alla bocca delle rotative come faceva il regime fascista o come faceva in Russia, in Unione Sovietica addirittura il problema lo risolvevano alla radice, facevano fuori direttamente i giornalisti, così il problema non c'era. Ma faccio notare che, tra l'altro, nella classifica della libertà di stampa il nostro paese è parecchio indietro, è molto indietro. Ti faccio notare un'altra cosa, ma perché per le intercettazioni, per le fughe di notizie alle procure non paga mai nessuno? E se c'è qualcuno che paga è il giornalista, ma mai il pubblico ministero, mai il cancelliere, mai. Cioè c'è una discrezionalità nell'affrontare la eventuale responsabilità penale del giornalista in questo paese che è spaventosa. E non ci ha messo mano nessuno. E mi dici che io devo celebrare la libertà di stampa? E quando? E perché? E perché se io ho un ordine professionale, lasciamelo dire, che continua a inseppare la professione di persone che vengono illuse per essere poi mandate a uno sfruttamento selvaggio? Questa è libertà di stampa? Appunto. Perché in televisione devo vedere gente che non ha mai sostenuto l'esame da professionista, che fa interviste, che esprime opinioni, che conduce programmi, e il nostro ordine mai ha alzato il ditino dicendo quello non lo può fare? Perché? Però scusami, il nostro ordine è un'altra cosa che non quadra, che non funziona, diciamo che a cosa serve, Carlo, l'ordine dei giornalisti? Perché siamo pieni. Infatti io sarei per abolirlo, ma visto che c'è, mi spiegate perché la signora Barbara D'Urso può fare il mio mestiere? Ma un'altra cosa, siamo pieni di codici, siamo pieni di codici deontologici, abbiamo dei principi guida chiarissimi, no? Sì, la carta di Treviso, l'articolo 1. Allora, e poi c'è una cosa di fondo che dovrebbe essere, quella io la condivido, la stracondivido, la questione di fondo è che ciò che è di interesse pubblico è oggetto del nostro mestiere, quindi dovremmo fare in modo che si parli delle cose di interesse collettivo, di interesse pubblico. A te ti pare che è così? No. Appunto, quindi è inutile che poi proliferano codici deontologici in 10.000 direzioni. Se tu eviti alla radice di affrontare ciò che è di interesse pubblico, ma chi se ne fotte del codice deontologico ABCDE? No, ma fammi dire una cosa. Allora, quando è stato? 4 giorni fa, 5 giorni fa, abbiamo saputo che le accuse a Savoini erano un'invenzione pura. Ok? In base a tutti i codici deontologici, i colleghi che hanno insulpato non il biscotto, la baguette in questa storia, che avrebbero dovuto fare? Quanto è durata l'eco della smentita e quanto è stata lunga l'eco della menzogna? No, ma è così. Io ti dico, anche nella vicenda della strage di Erba rilevo la stessa cosa, no? Ma è uguale. Cioè, c'è il principio, lascia perdere che quei due lì siano antipatici, simpatici, che sono 17 anni che ne parliamo. Sono quindi... due poveretti, dai. Però il problema è che tu non ti sei mai posto in quella vicenda nell'ottica dell'interesse pubblico di cui sopra, che in questo caso coincide anche con le ragioni della loro difesa. Ma non è la difesa di due individui, è la difesa di alcuni principi fondamentali. Perché non so se tu hai letto le argomentazioni del dottor Tarfusser così sbeffeggiato in questo periodo. Beh, insomma, sono argomentazioni che pongono al centro di tutto qualcosa che è di nostro interesse. Dovrebbe essere socio onorario della nostra trasmissione. Assolutamente sì, perché, ma perché si pone in un'ottica di interesse pubblico partendo da una vicenda specifica.
ed è un magistrato coraggioso, perché ha il coraggio, ha avuto il coraggio di scusarsi, l'abbiamo mandato in onda ieri nei confronti di uno ingiustamente condannato, Angelo Massaro, 21 anni di galera per una consonante interpretata male in un'intercettazione. E ha avuto il coraggio di scusarsi, ma anche il coraggio di porre in luce un principio elementare. Lui dice nel suo testo che non dobbiamo concepire l'avvocato come il nemico del pubblico ministero e viceversa, perché tutti e due dispongono di un bene collettivo che è la giustizia. Allora, quando io ho discusso la mia tesi intitolata Alternative alla pena detentiva, il mio professore di diritto penale, Tullio Padovani, Dio l'abbia in gloria, mi ha obbligato a tenere presente durante tutta la scrittura della tesi di un principio che in questo paese si condanna al di là di ogni ragionevole dubbio. Appunto. Ok? E che il dottor Tarfusser non fa nient'altro che applicare questo principio. Cioè si chiede le condanne di Olindo e Rosa sono esenti dal vizio del ragionevole dubbio? La sua risposta è no. Punto. Allora, in un paese di vera civiltà giuridica si dovrebbe estendere a Tarfusser dei tappeti rossi, ma non per il fatto che abbia ragione o torto, perché poi magari ha torto, perché poi magari la condanna è pure giusta. Certo. Ma lui pone un principio ed è: questi sono stati condannati al di là di ogni ragionevole dubbio? La sua risposta è no. E allora noi giornalisti dovremmo fare dei peana a un magistrato che ha il coraggio di dire: può darsi che ci sia un vizio. Ed è meraviglioso dal punto di vista della civiltà giuridica Esatto. Questa cosa è meraviglioso. È quello che ho cercato di sottolineare anch'io, Carlo. E poi non vuol dire che Olindo e Rosa siano Però innocenti. devo dirti la verità, Carlo, che questa cosa che mi fa orrore è che a ragionare così siamo io, te e forse altri 3 o 4, 5. Dopodiché è finita lì. Ma non sto facendo un discorso vittimistico o esagerando, perché veramente siamo 4 o 5 e poi è finita lì. Ma siamo di fronte ad un collega, abbi pazienza, che si chiama Marco Travaglio, con tutto il rispetto, che a fronte di una sentenza della Cassazione che interviene dopo 10 anni di processo, 12 anni, mi ricordo, che dice vengono assolti perché il fatto non sussiste. E devo sentire Ingroia che a Reti Unificate pontifica dicendo: un conto è la verità processuale, un conto è la verità morale dei fatti. Morale. Ora che un magistrato, sia esso procuratore della Repubblica, sia esso giudice per le indagini preliminari, sia esso giudicante, si permetta di introdurre nel diritto penale la categoria della moralità della sentenza, mi fa orrore. E poi mi dici che stiamo celebrando la giornata della libertà di stampa. Qui c'è un problema di libertà individuale, altro che di libertà di stampa. No, poi mi tocca leggere l'ex direttore del quotidiano locale, che è sempre stato colpevolista, che anche oggi deve essere colpevolista e quindi scrive un pezzo su un quotidiano non mi fa, se no veramente rischio licenziamento. Lasciamo stare, no? Per cui anche nel nostro settore, appunto, libertà di stampa, lì ce n'è, diciamo, da mettere a posto di cose, ma in senso sano, non in senso giustizialista, ce n'è da mettere a posto tante di cose. Allora parliamo del Cardinal Becciu, ok? Cardinal Becciu, per una serie infinita di motivi che non sto qui a ripercorrere, è stato condannato prima ancora che ci si esprimesse in un tribunale, e si fa di tutto perché quella condanna regga quando la prova dei fatti non reggerà. Ma il punto non è che si abbia un'opinione, il punto è che non si fa l'attività normale che ogni giornalista dovrebbe fare, e cioè, posto di fronte a un dato di fatto,
fatto, andare a verificare se quel dato di fatto è credibile, Appunto, ha Carlo, un supporto permettimi... di verità e no, corrisponde a ciò che è accaduto. esatto, permettimi di fare un'altra osservazione, visto che stiamo ragionando di questo. Allora, dopo Non l'atto... so se i nostri ascoltatori sono interessati al tema, però mi pare molto, molto No, delicato. poi sentiamo anche le telefonate, poi parliamo anche di altro, perché ti volevo chiedere del decreto lavoro e di quello che si sta apparecchiando in Europa, perché anche quello è molto importante, cercare di capire. Però voglio chiudere il ragionamento su questo punto, che io ritengo di grande importanza, perché dopo l'atto, la richiesta di revisione nel processo specifico per la strage di Erba presentata da Tarfusser, se ne esce la procura di Como, che condusse le indagini in primo grado, che fece quelle indagini criticate da Tarfusser, che è legittimato a farlo perché è il procuratore generale, con un comunicato dove si dice: ma questo qui ha letto male, non ha letto niente, non ha capito niente, noi abbiamo fatto tutto giusto, ci sono 3 sentenze, è inoppugnabile, è incontestabile. Allora, se io sono un cittadino condannato, con tutti quei dubbi enormi che anche il procuratore evidenzia in maniera chiara, e leggo un atto di questo tipo, mi aspetto che la stampa puntualizzi, perché quello è la sua funzione, no? Il cane da guardia del potere. E invece non ha eccepito nessuno su quella roba che a me sembra irrituale, mi sembra irrispettosa anche dei diritti fondamentali, no? Di cui stiamo parlando. È logico che uno che ha fatto le indagini e ha chiesto la condanna sia convinto di quello che ha fatto. È molto meno logico che si permetta di dire che nessuno lo può criticare, e neanche un procuratore generale che è tenuto a supervedere al lavoro di quella procura lì. Allora, nessuno ha detto nulla. No, nessuno ha detto nulla. Tra di noi, però, giornalisti, non parlo dei procuratori, dei magistrati e via dicendo, parlo di noi, categoria di persone, diciamo, squallide, molto squallide, perché non siamo capaci di difendere l'essenziale. Allora cosa vuoi che sei credibile? Come fai tu, se non difendi l'essenziale, a essere credibile sui corollari, sui dettagli, sulle cose singole? No, ma io ti faccio un'altra domanda, o meglio, faccio una constatazione che diventa una domanda. Ma perché i giornalisti non attaccano mai le procure? Appunto. E perché nelle redazioni non si fa quello che usava un tempo? E cioè che tu la giudiziaria la facevi per un certo periodo di tempo e poi venivi spostato. E no, qua Sai perché attaccano le procure? ci sono i decani qua della cronaca giudiziaria. Perché le procure sono quelle che ti passano le notizie. Certo, molto semplice. Allora, c'è una categoria di nostri colleghi che ha fatto carriera esclusivamente facendo da megafono ad alcuni magistrati. Ma comunque noi stiamo discutendo di una roba che ha un'origine, o meglio, che ha avuto un momento in cui un signore come Palamara racconta come vanno le cose. Bene, Palamara, che peraltro ho visto è stato anche derubricato uno dei capi d'accusa, e quindi probabilmente Palamara è un signore che non dovrà rispondere di alcun reato. Bene, la cosa di Palamara è passata in silenzio totale, nel senso che non ci sono state conseguenze. Non uno dei vicepresidenti del CSM chiamati in causa da Palamara ha pagato qualcosa. Non il presidente del CSM, cioè il presidente della Repubblica, è stato posto in imbarazzo politico. Non un procuratore capo nominato col sistema Palamara è stato rimosso. Non un provvedimento da parte del Ministero di Grazia e Giustizia è stato assunto nei confronti di quei magistrati che si siano in qualche modo collusi col sistema Palamara. E ti meravigli che vadano così le cose? Io no, Carlo, o meglio, mi meraviglio, ma mi do una spiegazione. Dobbiamo fare la piccola pausa, poi ti anticipo subito e poi apriamo le linee, ma ti chiedo subito, e ne parliamo dopo, cosa pensi del decreto lavoro del 1° maggio e cosa sta preparando l'Europa con il patto di stabilità. Viva l'Italia, viva l'Europa, viva le donne che danno. Col nuovo patto di stabilità, con le decisioni della Banca Centrale Europea che continua ad alzare i tassi all'infinito, e con se avete un salame tenetelo bello stretto perché piacerebbe. il ricorso o meno al MES. Io col salame me lo tengo strettissimo, ce l'avessi.
c'è la Valcamonica lì vicino, vai. E la bergamasca che non è male. La bergamasca. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online Su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Allora Carlo, decreto lavoro e Europa, poi sentiamo anche le ascoltatrici e gli ascoltatori allo 02 92 94 7222 e via WhatsApp anche audio al 346 6427 756. Come la vedi? Allora, il decreto lavoro, il decreto lavoro è il massimo che si potesse fare nelle condizioni date, cioè mi pare ovvio. Quello che dicono i sinistri mi fa francamente schiantare da ridere, perché si dice è un inno alla precarizzazione. Ma come? Cioè, chi ha approvato il Jobs Act dovrebbe tacere per il resto dei suoi giorni. Chi ha appoggiato la riforma Fornero e l'approccio al giuslavorismo che la dottoressa Fornero ha portato in questo paese insieme ai suoi accoliti, andrebbero silenziati per il resto dei loro giorni, nel senso giorni felici, vorrei che fosse chiaro. E il decreto lavoro non fa altro che fotografare un'esigenza e adeguare la norma all'esigenza. Quindi non c'è materia di discussione, è un provvedimento che dice una cosa semplicissima: ti do la possibilità di fare dei contratti a tempo determinato, ben sapendo che in questo paese non c'è più nessuno che assume immediatamente a tempo indeterminato, se non la pubblica amministrazione per concorsi che peraltro non si fanno. E dopodiché, una volta che hai valutato, non ti impongo di mettere la causale dell'assunzione a tempo determinato per i primi 12 mesi, dopodiché o quel contratto lo trasformi in tempo indeterminato oppure non te lo faccio rinnovare, punto. E questa sarebbe la precarizzazione, cioè dare al datore di lavoro e al lavoratore la chiarezza temporale della vigenza di un contratto è precarizzare? Cioè, bisogna che qualcuno mi spieghi se parliamo due lingue differenti. Quanto al cuneo fiscale, se tu non hai una base imponibile allargata, cioè non aumenti il numero di coloro i quali lavorano e quindi contribuiscono al sistema pensionistico, quello che ha fatto questo governo, un 2+4, che diventa poi in realtà un 7% nei due provvedimenti che ha assunto di taglio di imposizione fiscale sul lavoro, è, date le condizioni, un provvedimento del tutto eccezionale. Sono convinto che il governo farà di tutto per renderlo strutturale, anche perché nel 2024 si vota per le europee, quindi sarebbe folle dal punto di vista della tattica politica revocarlo. Ma è il massimo. Il problema che noi abbiamo è un altro. Lo posso dire? Me lo fai dire? Sì. Amici, amiche e amici che ci state ascoltando, prendete carta, penna e calamaro e segnate cifre. Noi abbiamo un costo della assistenza pari a 160 miliardi. Abbiamo un costo di pensioni erogate in assenza di contributi per 130 miliardi. Abbiamo un costo di interventi aggiuntivi di welfare, e non sto parlando della sanità, di altri 40-45 miliardi. Morale:
160 più 190 fa 2,20, più 40 fa, fa 3,20 più 40 fa 3,60. 3,60 diviso 59 milioni quanto fa? Lo sapete? Fa all'incirca 13-14 mila euro cada cranio. In questo paese si spendono circa 14 mila euro all'anno per sostenere quelli che non ce la fanno. Quant'è la paga netta di un apprendista in questo paese? 1.100 euro, cioè noi destiniamo all'assistenza una cifra che è superiore allo stipendio minimo di un operaio che lavora. Può stare in piedi un paese così concepito? Carlo, abbiamo 2 telefonate. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, Giovanni da Roma. Prego, Giovanni. Niente, volevo solo commentare il discorso del professor Cambi di prima per quanto riguarda la giustizia. Secondo me la giustizia in questo paese è un potere non modificabile, non alterabile, perché viene applicato in una determinata linea. Quindi è quella la vera mafia, perché può giudicare chiunque, dal semplice operaio che sta sul pullman non c'ha biglietto al politico. E quindi quello è il potere. E esercita il suo potere tramite la stampa. La stampa che ovviamente certa stampa. Quindi penso sia impossibile, volevo un parere del professor Cambi, sia impossibile modificare questa cosa, secondo me. Grazie. Altra chiamata, pronto? Sì, pronto. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Cambi. Buongiorno. La mia domanda è molto semplice. Che fine hanno fatto i navigator? Nel senso che avevamo in Italia ci sono società tipo, che ne so, Generale Industriale, Adecco e compagnia bella, specializzate nel trovare lavoro alle persone. Non si poteva fare una proposta a queste società: ogni persona che vi assumete a contratto indeterminato lo Stato mi paga X, non so, butto in una cifra, 100 euro, 200 euro, 600 euro. È molto semplice. Il navigator che fine ha fatto? 4 scappati di casa, messi lì, assunti, pagati per fare cosa? Cosa lo prodotto il navigator? Saluti. Allora, Carlo. Allora, per la prima obiezione sono perfettamente d'accordo con il nostro ascoltatore. Segnalo che il povero ministro della giustizia Nordio è sparito dai radar e che la riforma della giustizia è vero. Che fine ha fatto Nordio, in effetti? Sparito dai radar, non si capisce che cosa è successo, e che la riforma della giustizia era ed è, credo, uno dei primi impegni che questa coalizione centrodestra aveva preso in campagna elettorale. Dunque sarà il caso che qualche volta, e magari una volta, anzi te lo suggerisco, Sì. Giulio, facciamo una trasmissione con il responsabile giustizia della Lega Volentieri. estemporanea, facendolo ragionare su a che punto stanno con la riforma della giustizia, perché loro non se ne rendono conto, ma su questo rischiamo molto di più che sulle tasse, perché il paese non ne possono più, soprattutto gli imprenditori, i quali hanno bisogno di certezze nella gestione della giustizia, soprattutto quella civile perché riguarda le imprese, ma insomma non è secondaria neanche quella penale nell'impatto della corruzione delle imprese, e senza la riforma della giustizia questo paese non fa un passo in avanti. Stiamo mantenendo l'impianto Cartabia, che è una ammuina messa in piedi in concordia col Quirinale per fare in modo che qualcosa cambi affinché nulla cambi, e questo non è accettabile in un paese
civile. Quanto alla seconda domanda del Navigator, credo che siano stati assunti in larga misura dalle regioni per continuare a non fare nulla. Certo che bastavano le agenzie interinali che ci sono sul territorio, fra alcune delle quali anche molto specializzate e molto brave, ma vi sfugge una cosa, che tutti i provvedimenti assunti dal Movimento 5 Stelle avevano in sé il tarlo di Achille Lauro, cioè una scarpa prima delle elezioni e un'altra scarpa dopo le elezioni. Sono tutti incentivi al voto di scambio. Allora, abbiamo un messaggio audio via WhatsApp, 2 telefonate in attesa. Sentiamo il messaggio. Buongiorno Giulio, buongiorno signor Cambi, buongiorno a tutti. Una piccola precisazione: le pensioni, almeno parlo del mio caso, me la sono costruita con 43 anni di lavoro, per cui non venite a rompere tanto il torrone su quanto costano o non quanto costano le pensioni, ma andate a vedere come hanno gestito i soldi di chi ha contribuito. Grazie, buongiorno Giovanni da Bergamo. Carlo al volo. No, Giovanni, mi perdoni, forse mi sono spiegato male, se è così le chiedo scusa. Il tema non è le pensioni, il tema è che all'interno del grande calderone di erogazione delle pensioni di questo paese ce n'è una quota ragguardevole che è stata elargita spesso e volentieri proprio sotto forma di voto di scambio, non tenendo conto del fatto che non erano coperte da nessuna contribuzione, ma voglio dire, i famosi pensionati di 15 anni, 6 mesi e un giorno, non me li sono inventati io. I prepensionamenti con i quali si è tentato di risolvere tutte le crisi aziendali fino a pochi anni fa, non me le sono inventate io. Tutte le prebende di pensioni più o meno vere, di invalidità, eccetera, eccetera, non me le sono inventate io. Quello che bisognerebbe fare è una razionalizzazione profonda del sistema di welfare, di non chiamare pensioni quelli che sono assegni assistenziali e di avere il coraggio di dire: quella roba la togliamo dalla gestione dell'INPS, la mettiamo addosso alla fiscalità generale, la quale fiscalità generale ha interesse e possibilità di incidere sull'erogazione automatica di questi sussidi. Ma è chiaro che questo non c'entra nulla con le pensioni di chi ha lavorato, ha messo da parte i contributi, se l'è guadagnata, ed anzi sono anche convinto che sia il tempo di cominciare a ridiscutere sull'età pensionabile in questo paese. Ma detto questo, ma nel senso di accorciarla, non nel senso di allungarla, ma detto questo, è innegabile che sul sistema pensionistico o previdenziale, se volete, del nostro paese gravino una serie di categorie e di spese che con la previdenza non hanno nulla a che vedere. Punto. Allora, abbiamo 2 ascoltatori e poi Gianni da Roma che ha scritto un WhatsApp che leggiamo dopo. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno direttore. Buongiorno a lei. Buongiorno dottor Cambi, complimenti sempre per la trasmissione. Ascoltare lei è per me una cultura. Apprendo tante cose che non so, e come io penso anche il radioascoltatore di Radio Libertà. Mi fate ricordare una fotografia sul settimanale o mensile, non mi ricorderò allora ragazzo, dove c'era una vignetta, il giornale era Il Borghese, forse di Valerio Borghese, dove c'era una vignetta con un individuo con il pugno alzato, con la faccia e martello sulla casacca, Italia fascista in piedi. Ecco il commento delle sentenze, poche e rosse. Buona giornata a tutti, grazie. Leo Longanesi. Grazie, Leo Longanesi, grandissimo intellettuale di questo paese, che aveva un torto solo, come il povero Giannino Guareschi non faceva parte della nomenclatura, non lo diciamo, della nomenclatura dei convertiti alla democrazia. Loro erano democratici realmente, non avevano bisogno della conversione, ma siccome non erano passati dal bagno, dal lavacro della lotta partigiana, che l'hanno fatta in 4, non venivano ammessi a corte, diciamo così.
Allora, grazie al dottor Cambi per la precisazione, scrive l'ascoltatore di cui abbiamo ascoltato prima l'audiomessaggio in tema di pensioni. Gianni da Roma, pensierino sull'odierna giornata dedicata all'ossimoro libertà di stampa. Di solito nei paesi occidentali i media dell'establishment in maggioranza dei casi sono filogovernativi, lo sono perché si aspettano qualcosa dal governo o peggio temono che il governo possa togliere loro qualcosa. Tranne in Italia, dove invece i media sono realmente a stragrande maggioranza democratici, nel senso del partito democratico, scrive Gianni da Roma. Comunque abbiamo 2 telefonate, pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, Dario dalla provincia di Treviso. Riguardo alla libertà di stampa e alla ricerca della giustizia, di cui si faceva accenno prima, sì, come il problema principale, la chiave di tutto è come nei talk show, si parla per mezz'ora, si dice tutto il contrario di tutto e poi il problema principale non è più quello, ma diventa l'orsa, diventa la guerra in Ucraina, diventa la situazione, cioè non si va mai a fondo finalmente in un discorso, se ne prenda uno si arrivi fino in fondo. Vorrei fare al dottor Cambi una domanda di carattere economico-demografico. Ha fatto gran scalpore il discorso del governo di favorire le coppie che hanno 2 figli. Io l'aritmetica che ho imparato a scuola, alle elementari ancora, mi dice che se da Adamo ed Eva in poi si fosse continuato a fare 2 figli a coppia, adesso nel mondo potrebbero esserci al massimo 8 persone, 2 bisnonni, 2 nonni, 2 genitori e 2 figli, perché 2 figli a coppia è mero tasso di sostituzione, non cresce la popolazione. Vorrei un commento su questo. Grazie, vi ascolto per radio. Altra chiamata, pronto? Sì, buongiorno direttore, sono Luca da Corico. Salve Luca. Saluto il suo ospite meraviglioso, che noi tutti amiamo e che ringraziamo per il suo tempo che ci dedica. Io ho questa impressione che in questo momento la politica sia in una fase di stasi, che il governo stia facendo una gestione ordinaria e che siamo tutti in attesa dell'evento epocale che succederà l'anno prossimo e che deciderà i nostri destini e che saranno le elezioni europee. Perché mi sembra ovvio che ormai le decisioni che influenzano il nostro destino sono imposte dalla Commissione europea di nominati, ratificate da un Parlamento dove l'opposizione non ha nessuna voce ed è escluso da qualunque discussione, e quindi se non cambiamo il prossimo Parlamento europeo ci dovremmo ingoiare altre imposizioni come le auto elettriche, come la farina di grillo, come la carne sintetica e molto peggio. E quindi è capitale che noi ribaltiamo alle prossime elezioni l'attuale Parlamento europeo. Voglio sapere cosa ne pensava Cambi. Grazie. Grazie a Luca, c'è un'altra telefonata, poi la parola a Carlo. Cambi, pronto? Pronto, ciao, Mauro da Reggio. Ciao Mauro. Dunque, in questo paese qua ci sono in età lavorativa dai 18 ai 60 anni 36 milioni e mezzo di persone. Perché ne lavorano 23 e basta? Ne avanzano 13. Cosa diavolo fanno con gli altri 13? Questa è una situazione che è diventata insostenibile e per quanto riguarda il cuneo fiscale, che poi è un cuneo contributivo, in pratica tolgono il 7 o il 6% di contributi che non pagano i lavoratori, no? Però dove diavolo li vanno a prendere se non nel calderone dell'INPS? E l'INPS che cos'è? Lo Stato italiano, ovvero siamo tutti noi. È solo un semplice spostamento di pagamento di tasse che vanno ad aumentare e basta. Ciao. Carlo. Sì, è vero tecnicamente che è così, cioè è in parte così, non è del tutto così, però è anche vero che è l'unica strada che tu hai per in questo momento mettere dei soldi in tasca alla gente che si vede depauperata il potere d'acquisto dall'inflazione. È evidente che noi abbiamo una pletora di nulla facenti o di non lavoranti, ma attenzione, non sono nulla facenti nel senso che non fanno nulla, è tutto lavoro in nero. Tutto, gran parte lavoro in nero. Ma perché è lavoro in nero? Perché abbiamo reso non conveniente emergere come reddito. Una cosa che non si può dire in questo paese, perché sennò passi da fascista, razzista, antisindacalista,
è che i primi a voler lavorare in nero sono quelli che lavorano. Vi faccio un caso, ma se voi aveste attraverso l'ISEE l'asilo nido gratis per il vostro figlio, l'assistenza sanitaria totalmente gratuita, non pagate ticket, non pagate l'autobus, avete il sostegno sull'affitto, avete la possibilità di accedere a una serie infinita di servizi non pagando perché l'ISEE è basso. Ma chi ve lo fa fare di far emergere la vostra posizione lavorativa in chiaro, avendo peraltro la certezza che quando andrete in pensione, siccome il sistema pensionistico non regge, prenderete una pensione che è più bassa dell'assegno di sussistenza che vi verrebbe offerto qualora voi dimostraste di non avere reddito. Allora, ci sarà qualcuno che ha il coraggio di dire che il sistema di assistenza è diventato concorrenziale con l'emersione dei redditi da lavoro? Perché se no, veramente, quei 14 milioni, anzi 13 milioni e spicci di persone che in età da lavoro non lavorano diventano inspiegabili. Ma io vi faccio un ragionamento. Secondo voi quanti sono gli affitti di case denunciati in Italia realmente corrispondenti all'occupazione dell'immobile? Ma un'altra domanda, ma secondo voi qualcuno si è preso la briga di andare a verificare se chi piglia i vari assegni di sostentamento, disoccupazione, accompagnamento e via, ma quanti abusi sulla famosa legge 140 di assistenza ai familiari disabili o in condizioni di disagio ci sono? Ecco, ma quando si avvierà una seria riflessione su questo aspetto? Non rendendosi conto che se vai avanti così, il danno lo fai ai tuoi figli, lo fai ai tuoi nipoti. E ora vengo alla demografia. Sì. È vero che in termini di mantenimento del livello statistico una coppia che fa 2 figli in realtà non fa nient'altro che perpetuare esattamente lo stesso livello, ma è anche vero che per moltissimo tempo in Italia non è stato così. Fare figli era indispensabile per mandare avanti la campagna e si facevano figli come braccia lavoro, come forza lavoro. Ora siamo passati però a una situazione completamente diversa. Il dire 2 figli sono la soglia minima per le quali, alla quale il governo interviene a sostentarti, a me pare del tutto ragionevole in una condizione di crisi demografica così spaventosa. Ma c'è un altro aspetto che va sottolineato. La bassa occupazione femminile in conseguenza della bassa strutturazione di servizi a vantaggio della maternità fa sì che noi non ci sviluppiamo. Abbiamo bisogno di portare più donne al lavoro e abbiamo bisogno di dare a queste donne che vanno al lavoro e che poi diventano mamme, speriamo, una condizione sociale e di assistenza tale per cui sia conveniente fare figli. Allora, quello che non si capisce nel nostro ordinamento politico è che la leva, sia fiscale che assistenziale che di provvedimento qualsiasi, si deve orientare su un concetto: rendere concorrenziale l'effetto che si vuole ottenere rispetto alla situazione precedente all'intervento. Tutto qua. Quanto alle elezioni europee, l'ho scritto sul Panorama, lo grido ovunque, sì, le elezioni europee sono decisive stavolta, sì. Perché si riesce a mandare a casa la maggioranza Ursula, probabilmente saremo di fronte a un cambiamento benefico per il nostro paese. Diversamente, e aggancio
alle questioni che volevi trattare tu, Sì. Giulio, Sì. diversamente noi siamo destinati ad un periodo di enorme sofferenza e spero che questo governo continui a tenere duro sul MES, perché altrimenti sarà veramente la fine. Facciamo in tempo a prendere l'ultima telefonata. Pronto? Sono Albino, provincia di Torino, buongiorno. 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 Ascolti una cosa, voi avete toccato degli argomenti che mi fanno rizzare i capelli in testa. Adesso vi faccio un piccolo esempio. Io abito in un piccolo paese di provincia dove stanno rifacendo una parte dei marciapiedi. Quindi è una cosa bellissima, tutta fatta con pietre grosse come un pugno che vengono piantate con il martello dentro al letto di sabbia, poi è tutto il lavoro. Sapete chi sta lavorando? 2 operai rumeni. All'inizio si sono presentati 3 ragazzi del posto, dopo 2 giorni hanno detto no, noi preferiamo il reddito di cittadinanza, questo lavoro fatelo fare agli altri. Questo è un esempio. Il secondo esempio, che si può parlare fino a un altro anno, ma qui non c'è il deterrente, ossia ognuno fa i cavolacci sporchi suoi e non paga. Coloro i quali truffano col reddito di cittadinanza, con l'ISEE basso, come dicevate voi, lavorando in nero per avere tutti i benefit che lo Stato concede, questi disgraziati, per non usare parolacce, quando vengono scoperti se ne stanno belli, tranquilli alla luce del sole, magari gli fanno una sanzione amministrativa che ovviamente non pagheranno mai e in galera non finiranno mai. Quindi finché la gente non viene sbattuta in galera, pane e acqua, si continuerà sempre con questi illeciti e non ci sarà mai nulla da fare. Vi ringrazio per l'attenzione, vi saluto, buongiorno e complimenti, sempre siete veramente bravi. Grazie, lascio subito la parola a Carlo. Intanto, dati Istat, apertura dell'ANSA in questo momento, crescono gli occupati più 297.000 rispetto al 2022. Va tutto bene, Madama la Marchesa? No, non va bene nulla, però è anche vero che quella è l'unica strada per cercare di tirare fuori il paese dalle secche. Cioè, se ti aumentano gli occupati, aumenta la base contributiva, metti il sistema previdenziale sostanzialmente in sicurezza e puoi pensare che ci sia uno sviluppo economico. Io l'ho scritto molti mesi fa sul Panorama e sono contento di averci indovinato, sono contento che Giancarlo Giorgetti lo stia facendo, che questa sarebbe stata una politica economica non clamorosa, ma tesa a consolidare le 2 cose che servono a questo paese: allargamento della base di produzione di reddito e allargamento dei consumi, perché attraverso l'allargamento dei consumi tu hai una spinta costante ed equilibrata ed armonica all'incremento del PIL. D'altra parte, quello che succede in Europa, che succederà in Europa, penso al patto di stabilità, senza un incremento costante del PIL, condanna il paese al fallimento. Ci vogliono far prendere il MES per 2 motivi. Il primo, perché adesso i tedeschi ne hanno bisogno per far pagare all'Europa la ristrutturazione delle loro banche, ma sanno già che col nuovo patto di stabilità i nostri parametri saranno insostenibili e quindi, siccome lì c'è una bella fetta di miliarducci da far attivare, spero che l'Italia prenda il MES. Perché? E vedrete che più si avvicinano le elezioni europee, più la pressione soprattutto degli ambienti radical chic e dell'opposizione sarà verso il fatto che noi attiviamo il MES, perché col MES puoi sterilizzare la politica economica di un governo che invece può, se continua, può dare alle altre forze conservatrici che ci sono in Europa una spinta a seguire una determinata strada e quindi a cambiare gli assetti europei. Quindi il MES per loro ha 3 valenze. 1, salvare le banche tedesche facendo pagare conto all'Europa. 2, costringere l'Italia a attivarlo. 3, evitare che l'Italia sia un fattore di cambiamento delle maggioranze europee. Il patto di stabilità è scritto in maniera, starei per dire, ricattatoria nei confronti dell'Italia, ma non solo dell'Italia, e l'unica speranza è che Macron si accorga che con quel patto di stabilità la grandeur della Francia è finita. D'altra parte, che cosa stanno predicando
i tedeschi alla Scholz e non solo alla Scholz, e cioè che l'Europa, l'avete visto quando la signora von der Leyen, mi dispiace che non c'era Giulio Cesare, se no avremmo sentito il cavallo, la signora von der Leyen è andata in Cina a fare che cosa? A dire siamo pronti a ragionare con i cinesi. E quindi l'impianto del patto di stabilità è fatto in modo tale che i paesi che hanno maggiore confidenza con la Cina, in realtà uno solo, la Germania, possano trarre da un riassetto degli equilibri di politica finanziaria fiscale in Europa l'opportunità di dire andiamo verso Oriente come collocazione dell'Europa nello scacchiere. Tutto questo ovviamente in danno di chi? In danno dell'unico paese europeo che con la forza dell'esportazione e con un manufatturiero particolarmente snello qual è il nostro, cioè col culo che si fanno i nostri imprenditori, è in grado di contrastare il disegno tedesco sui mercati internazionali. Ecco, Carlo, questa è la politica coreana. Non dobbiamo... comprenderlo, non rifletterci, non vedere che i nostri partiti smettono di guardarsi l'ombelico e cominciano a focalizzarsi su un orizzonte internazionale e di discussione, di dibattito internazionale in termini di politiche fiscali, economiche, diplomatiche, eccetera, eccetera, è francamente deprimente. Carlo, dobbiamo salutarci, però per quanto concerne i numeri dell'occupazione bisogna sempre guardarci attentamente, perché io sott'occhio un altro dato, te lo voglio citare in chiusura, sono i dati dell'Osservatorio del mercato del lavoro della città metropolitana di Milano, 3.200.000 abitanti. Su 100 nuovi avviamenti al lavoro nel 22, 73 a tempo determinato, 26 a tempo indeterminato. Gli avviamenti brevi, per tali si intendono i contratti di durata inferiore a 3 giorni, sono aumentati del 42%, passando da 155.000 a 221.000 nel 2022. Ecco, l'Istat li considera occupati, poi ognuno tira le somme. L'Istat li considera occupati, ma questo è vero a livello statistico, è sempre stato vero. Quel dato lì, però, sai che cosa dice? Cosa dice? Che non è conveniente lavorare a Milano. Questo è fuori di dubbio. No, cioè, ma è che non è conveniente, come dicevi tu, lavorare alla luce del sole, oltretutto, no? Non è conveniente lavorare a Milano a maggior ragione alla luce del sole. Quindi se tu non riesci a rendere competitivo il lavoro regolare rispetto al lavoro irregolare, fai fatica, ma non è aumentando le, come posso dirti, i lacci sul lavoro regolare che lo fai. Certo, fai aumentando la convenienza economica del lavoro regolare. Allora, siamo proprio oltre i limiti, dobbiamo salutarci. Vabbè, Poi, intanto grazie a Carlo Cambi, Gli Scorretti finisce Cardinale, qui. domani sera. Domani sera con Ufficio Cambi, ore 19. Tra poco. Perché la terra dei cacchi è la terra dei cacchi. Giusto? Troppo giusto! Esatto. Avete ascoltato gli